I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine. Anche quest'anno Padova incorona i campioni di alcune delle categorie provinciali dopo la finale regionale. È il caso dell'Under 18, che negli impianti di Galliera Veneta e Cittadella ha visto sfidarsi in un'intera giornata le 4 migliori della classe, ovvero Medius, Pool Volley, Alta 3G ed Elite Vigonza. Nella finalissima c'è stato un remake della classica sfida Medius Pool Volley, con la vittoria questa volta delle atlete del Medius per 3-0. Effettivamente è già la terza volta che li incontriamo, li abbiamo trovati sia nelle finali provinciali Under 16 che nella finale per l'accesso alla fase regionale. Non è una rivincita, nel senso che credo che noi e loro siamo le due squadre che hanno espresso probabilmente il gioco migliore sia tecnicamente che anche come gioco. Quindi credo che questa sfida, che quest'anno è stata infinita, sia la normale esplicazione di quelli che sono i valori, insomma, di queste due società e del lavoro che stanno facendo con le giovani. Grande soddisfazione dunque in casa Medius per il titolo provinciale, che permette alla società di chiudere la stagione in bellezza. La Serie C non è andata come speravamo, però siamo arrivate in bassa classifica, però adesso con questo insomma ci siamo un po' tirate su, ecco. Staremo a vedere come andranno le cose il prossimo anno per questa squadra che, vista l'età, potrà ancora disputare l'Under 18. E il lavoro per il futuro, naturalmente con i chiari di luna che ci sono, sarà duro, sarà difficile, perché mi immagino che tutto lo sport subirà qualche piccolo tracollo di sponsor, però chi lavora sui giovani merita di essere premiato, e quindi noi contiamo di continuare il lavoro iniziato e che sta proseguendo su un lungo cammino che ci porterà, spero, ad alti livelli sempre nel giovanile. Per quanto riguarda invece le seconde classificate del pool volley, già campionesse regionali, c'è moltissima delusione per la finale provinciale persa. Campioni regionali e perdere le provinciali, c'è un po' di tanto dispiacere. Per il pool volley però la stagione non finisce qui. A fine mese a Termoli ci saranno le finali nazionali. Speriamo che le ragazze abbiano capito, diciamo, tra virgolette, la lezione. Abbiamo fatto una partita un po' sottotono, ma qua bisogna dire che sono state brave le avversarie, per cui onore al merito, perché ci hanno messo in grossa difficoltà in ricezione e noi non siamo stati capaci di reagire e a contrastarle in tutto, quasi in tutto, insomma. Per cui speriamo che ci serva. È certamente un risultato storico per il pool volley aver raggiunto le finali nazionali come campione veneto, e nonostante la sconfitta provinciale questa società vorrà sicuramente tornare a mettersi in bella mostra anche fra le migliori della penisola. Noi ci andiamo con tutta l'umiltà possibile per una matricola che va per la prima volta, ma con una voglia e una determinazione dentro di far bella figura grande da parte delle ragazze. Questo posso dirlo in piena tranquillità. Le finali di Under 18 femminile della provincia di Padova sono state organizzate da società che ogni anno offrono i propri impianti e la disponibilità organizzativa. Sì, sempre in collaborazione con l'altra società maschile che abbiamo, la SD Team Volley 2007. Noi siamo sempre ben favorevoli a organizzare, a dare la disponibilità a questi tornei, a queste finali, in modo tale da dare risalto anche nel nostro territorio a un livello di gioco sicuramente superiore a quello magari che si è abituati a vedere. Quindi noi siamo sempre ben disposti verso la federazione a collaborare per queste manifestazioni e a tutto il nostro appoggio quando è possibile darlo, insomma. Ma passiamo alla finale per il terzo posto, che si è giocata nell'impianto di Galliera. In campo Alta 3G ed Elite Volley Vigonza, due squadre nate da collaborazioni fra più società. A conquistare la terza piazza è stata l'Alta 3G. All'inizio dell'anno si parte per fare la cosa migliore possibile. Adesso oggettivamente penso sia il posto che ci meritiamo in questa fase. Meglio di così non siamo riusciti a fare e direi che è il posto che ci meritiamo. Il terzo posto dunque soddisfa l'Alta 3G, come ci conferma un atleta. Abbiamo trovato squadre di un livello buono e appunto non allenandoci neanche molto spesso insieme, perché siamo appunto l'unione di due società, quindi allenandoci poco insieme direi che è stato un buon risultato.
È il presidente dell'Alta Volley di San Giorgio delle Pertiche ad illustrarci in che cosa consiste la collaborazione con il Tre Garofani di Padova. Noi quest'anno abbiamo deciso di fare questo accordo, accordo di collaborazione con la società Tre Garofani e insomma abbiamo lavorato, voglio dire, con passione per far creare un gruppo che ci ha dato delle soddisfazioni, però visto il materiale che avevamo qualche aspettativa anche maggiore, però obiettivamente abbiamo incontrato degli avversari molto forti, per cui va bene così, insomma. Per quanto riguarda le quarte classificate dell'Elite Volley Vigonza, l'obiettivo delle semifinali provinciali è stato raggiunto. Gli obiettivi sono stati raggiunti e siamo molto contenti della stagione, anche se appunto sì, è stata abbastanza faticosa perché molti di noi erano impegnati in più campionati, però siamo contente e soprattutto dal punto di vista umano della squadra perché siamo molto unite tra di noi. Questa squadra nasce dalla collaborazione fra Elite Volley di Limena ed Union Vigonza ed è stato un primo esperimento messo in atto dalle due società. Diciamo che abbiamo centrato pienamente tutti gli obiettivi della stagione che ci avevamo fissati all'inizio dell'anno e le due società sono contentissime del lavoro che è stato fatto, le ragazze si sono comportate bene e oggi effettivamente potevamo fare sicuramente qualcosa in più, però comunque tutto lo staff è contento lo stesso. Ecco allora come è inteso il rapporto di collaborazione fra Vigonza e Limena in Under 18. È un progetto di collaborazione che è iniziato quest'anno, ha visto intanto coinvolte le ragazze Under 18, abbiamo iniziato appunto con il campionato Under 18 e abbiamo avuto dei risultati direi molto buoni, avendo totalizzato quindi e raggiunto il 4° posto a livello provinciale. Una fase un po' di avvio, un po' difficile perché ovviamente le ragazze non si conoscono, ma come in tutti gli esperimenti che possono essere fatti nelle società. Ma vediamo insomma che come risultato finale è stato molto, molto valido. Dicevamo finali a Cittadella e Galliera. A Cittadella fra l'altro si è giocato in un impianto di fresca costruzione. Nell'Alta Padovana penso che questi sono due dei più bei impianti, specialmente questo che è stato inaugurato quest'anno. Credo che sia questo anche dimostra anche a Cittadella che prospettive che può avere, come crede nello sport, e quindi credo che questo sia veramente un lusso per questa zona. A Padova però la stagione non termina qui. L'attività giovanile del comitato provinciale proseguirà fino a giugno. Un calendario molto intenso perché avevamo previsto di finire per la fine di maggio perché le società ci avevano richiesto di riuscire a finire un po' prima, ma poi con la richiesta sempre di farli rimanere in palestra il più possibile, anche quest'anno dovremo riuscire ad arrivare almeno dalla metà di giugno.